gruppo di giornalisti italiani della stampa specializzata di turismo ha visitato Soave e dintorni, soggiornando presso l'hotel Roxy Plaza, fuori dalle mura medievali del castello scaligero di Soave. L'iniziativa fa parte del progetto di comunicazione e promozione del territorio sostenuto da InSoave, la nuova rete di imprese con cui la Val d'Alpone, la Val Tramigna e la Val di Lasi si candidano a diventare le perle veronesi della pedemontana veneta. Dottor Ferrori, InSoave è una rete di impresa finalizzata a promuovere le eccellenze delle fertili terre di Soave. Ci spiega nel dettaglio in cosa consiste il vostro progetto? Il progetto è quello di promuovere appunto il nostro territorio che è a est di Verona. E siccome siamo a est di Verona e abbiamo la necessità proprio di dare comunicazione del nostro territorio alla maggior parte della gente, abbiamo bisogno appunto di promuoverlo attraverso un'attività che possano divulgare, diciamo, le bellezze qua della pedemontana nostra veneta. Abbiamo fatto questa rete di imprese che praticamente raggruppa sia soggetti diciamo di strutture ricettive, quindi alberghi ma anche bed and breakfast, agriturismi, come pure dei frantoi, anche cantine diciamo di pregio, dislocate da un punto di vista turistico in location meravigliose. E tutto questo accompagnato anche da due castelli, il Lasi, che è sempre un castello privato ma si può andare a vedere e toccare con mano, diciamo, rimontando il pensiero ai crociati, e poi il castello di Soave invece, che è medievale, di Can Grande della Scala, dove si possono vedere anche tante belle cose. I giornalisti hanno visitato le attività, le bellezze e le tipicità di Soave, scorrazzando per colline e vitigni a bordo delle Twizy, ecologiche minicar. Nelle fertili terre del Soave crescono vitigni importanti, vigneti in ogni dove e ulivi ultracentenari ne fanno una delle terre più ambite in quanto a produzione di vini bianchi e rossi di pregio e di olio extravergine di oliva di altissima qualità. L'Amarone della sua cantina Trabucchi di Lasi si differenzia da tutti gli altri del settore per molteplici caratteristiche. Ci spiega perché? Sì, diciamo prima di tutto è l'ambiente e il territorio, cioè nella collina della Val di Lasi, in questo clima mediterraneo si dà l'impronta, diciamo, al vino in modo particolare, ma poi si aggiunge anche il fatto che noi dal 1993 abbiamo la coltivazione biologica. Quindi vuol dire che la vite si è ambientata non solo nella parte esterna ma anche nel sottosuolo alla situazione geologica. Quindi qui è roccia e roccia calcarea e la vite si alimenta quindi solo delle sostanze che trova nel sottosuolo, che vuol dire che il grappolo a settembre, ottobre, aumento della vendemmia, è un grappolo spargolo con acini di dimensioni ridotte ma molto concentrate, e quindi trasmette questa sostanza poi nel processo di trasformazione che noi curiamo sempre con i criteri biologici, e ci dà un vino che è di grande corpo ma leggero nello stesso tempo e di grandissima intensità olfattiva, che è straordinaria ed è insuperabile da questo punto di vista rispetto alla concorrenza. Degno di nota anche il vostro recioto di Valpolicella, che non è né stucchevole né marmellatoso. Qual è il vostro segreto? Beh, il segreto è sempre del terreno. Voi pensate che noi quando raccogliamo queste uve destinate al recioto le mettiamo negli appassimenti sulle canne di bambù e aspettiamo da settembre fino ai primi di marzo. Il grappolo perde l'80% del peso e quindi la resa è del 20%, è concentrato ma tiene di queste caratteristiche dell'acino, di una bellissima ricchezza di tannini, di profumi proprio che il terreno trasmette al vino, e questi si rappresentano concentrati nel recioto. Tra i prodotti di maggiore interesse, la soppressa di Brenton, una deco che racchiude in sé storia e tradizioni tramandate di padre in figlio.
Con Silabel il prodotto si racconta. Ci spiega nel dettaglio in cosa consiste questo nuovo sistema di tracciabilità a tutela del consumatore? L'etichetta Silabel consente di accedere ai contenuti del prodotto presente in questa specifica confezione. Quindi consente al consumatore finale di poter verificare quali sono le caratteristiche, le analisi. Si interagisce in maniera semplice che tutti ormai siamo abituati ad effettuare, quindi si effettua la lettura del codice. Questo ha un numero univoco per cui questa bottiglia è identificata in maniera univoca, non esiste una seconda bottiglia con lo stesso codice, e abbinata quindi con la lettura del cellulare ci consente di accedere se il codice è reale, perché ha un controllo in tempo reale delle piattaforme, quindi le nuove tecnologie consentono la verifica, ai contenuti. I contenuti sono di tre tipologie, una del prodotto, quindi l'analisi chimica di questo contenuto, l'analisi di filiera, quindi le proprietà e il profilo sensoriale del prodotto, quindi se è fruttato o non fruttato, quindi che consente anche di conoscere, e una parte poi un'ulteriore sezione relativamente al territorio dove esiste la lavorazione e un'ultima parte fondamentale, il consumatore a cui è destinato il prodotto. Nel press tour i giornalisti hanno degustato anche un piatto inedito, creato dallo chef Claudio Burato, per esaltare i prodotti del territorio e scommettere sul lancio di un piatto simbolo del Soave Wine Park, il risotto di Soave. Vi spiego il nostro risotto che abbiamo concepito. Praticamente usiamo un vialone nano, prodotto nella Bassa Veronese come tutti ben sanno, soppressa di Brenton, classico nostro salume, e poi recioto di Soave, e per la mantecatura alla fine formaggio monteveronese ubriaco e sempre monteveronese stravecchio grattugiato. Si inizia con rosolando la soppressa a cubetti, per poi aggiungere il riso, lasciarlo insaporire, tostarlo quindi, per poi continuare con un buon brodo di carne fino a cottura. Si porta a cottura generalmente dai 15 ai 16 minuti. A cottura ultimata va l'aggiunta prima del burro di montagna che come sanno produrre i nostri produttori della zona, il formaggio, come dicevo prima, avvinato ubriaco, e il formaggio monteveronese stravecchio grattugiato. E cosa devo dire io? Buon appetito a tutti!